Blindo Studios presenta. Io sono qui, sono a Banana Gnene. Sono a... lo sapevo. Sono a Banana Gnene. Che c'è, signora? C'è la messa? Questo è il principe Ranieri, prego. Ah, il principe Ranieri. Ah, lo danno in televisione il principe Ranieri? Come, scusi? Sì, pronto, sono Alberto di Monaco. Non trovo più la strada. Cioè, ma che sta facendo? Stanno facendo i funerali adesso? Ma scusi, sì, stanno Alberto, facendo i funerali del perché io sono arrivato un po' tardi. di Ranieri, ma sì. hanno già cominciato. Mamma mia, sta arrivando. Mi può dire che sta arrivando, per favore? Io? Sì. Ecco, per televisione è un po' difficile, anche perché poi in una funzione religiosa non si può interrompere. Non si può interrompere? È sicura? Guardi che io, mamma mia, ma vede, io non ci sono lì. Mi ha visto lei lì? Mi ha visto lì in televisione? Scusi, ma cosa vuole? Quello è un sosia che uso a volte per cosa sicurezza. vuole? Quando voglio andare a fare una scopatina uso il sosia, magari... sto stronzo! Guardi che chiamo i carabinieri, le faccio rintracciare il numero. No, veramente, guardi, ho perso... Ci va quando fa una scopatina. Scopatina. Ma Dio mio, no! Insomma, scusa, ma che Alberto, c'è un sosia, li chiamiamo queste brave signore perché sono molto simpatiche. Sì. Cominciamo la Banana Gnene, ma poi ho sentito questa musica così ecclesiastica, e allora, sì, no. Non rispondono più, Questo mi stava chiamando Alberto davvero, poi alla fine. Cioè, vabbè, comunque vedo che non rispondono, dai, rispondete, dai, Non lo so, vabbè, d'accordo, ok. Sì, va bene, basta. Tanto il nostro intento è quello di abbananagnene, vero? Quindi gliene abbananeremo almeno a parole. Sì, certamente. Sì. Certo, il principe Alberto che non si ricordava. Vabbè, basta, oppure ha perso la strada, non trova più. Capita. Vediamo un po', no? Sì. Vediamo un po'. A Barbagianna Gnene. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Sono a Barbagianna Gnene. Non ho capito. Io sono a Barbagianna Gnene. Cosa dica? Appunto, cercavo la signora Yolanda. Sono io, credo. Ah, bene, gliene vorrei a barbagiagnanare. Non è facile. Mi dica che io sto cucinando e rientro adesso dal lavoro, cosa mi deve dire? Senta signora, appunto, a Barbagianna Io Gnene. non so neanche che significa. Beh, è il mio nome, signora. Il suo nome l'ho capito. A Barbagianna Va bene, insomma, dica. una cosa del genere. Appunto dico, io volevo venire lì per abbarbagiannanare, insomma, qualcosa del genere. È possibile? No, che deve fare? Non ho capito niente io. Io devo Buona giornata. Signora, ma veramente... Io sto bene, ciao. Anch'io sto benissimo, ma appunto vorrei stare anche meglio. Staremo meglio insieme. Dirci. No, ragazzi, che devo fare? Sì, no, capito. A volte ci sono dei suggerimenti e mi suggerite delle cose un pochino strane, un po' no, come dire, un po' difficili. Va bene, d'accordo, anche perché poi ricavarne un verbo diventa arduo, ma è carino così, certamente, no? A Berlusconi, ma Berlusconi, anche quella si può usare, vediamo un po', vai. A Berlusconi, sì, ora sono a Berlusconi, non è male, non è male. Pronto? Sì, buongiorno, sono a Berlusconi. Chi è lei? A Berlusconi. A Berlusconi, capisce? No. Come no? Cioè a A Berlusconi. E cosa significa?
significa? È un cognome? Sì, è il mio cognome. Io vorrei venire lì a Berluscogno, sì, a Berluscognano, a Berlusconagnene, io gliene voglio a Berlusconare. Oh, ecco, meglio così. Allora, posso venire a Berlusconagnene? Ma non so il significato, quindi non posso dire nessuno. Lei si fidi, sente che già il nome è abbastanza, come dire, insomma, da affidarsi, vero? È uno che, insomma, non gli mancano i mezzi. Cioè, nel senso, a Berlusconagnene, io gliene a Berluscono. Io gliene a Berlusconi. Io ne conosco uno solo che è il Presidente del Consiglio. Ma quale Presidente? No. Allora non ma sarà mica solo lui che ha questo nome o qualcosa di simile. Qualcosa di simile. Sa quanti Berlusconi ci Poi sono lei in che Italia? parla dalla Toscana, vero? Dalla Toscana? Si sente? Sì, infatti sono toscano, si sente. Si sente. E me ne vanto. Certo, anch'io. E gliene a Berluscono tanto. Anche lei è toscana? No, io sono... allora, capisco. Però ho detto anch'io perché ognuno è fiero del suo... e comunque, quando posso venire a Berlusconagnene? No, ma io non ho capito, quindi cosa vuol venire a fare, quindi non posso dire niente. Ma io gliene a Berlusconi. Sì, vabbè, senza che me lo dice, perché io non ho capito. Diventa un po' difficile. Gliene a Berlusconerei volentieri, capisce, signora? Io allora ho capito il significato adesso, ha capito? che l'ha detto così. Cosa... ma no, allora qui non c'è niente da fare. Guarda che gliela Berluscono per bene. Anche mio marito per bene. Gliela Berluscona anche lui? Certo, e mi dispiace per lei. Ma io pensavo che gliela affascinasse lui. No, vabbè. No, gliela Berluscona? La ringrazio. Gliela affascina, gliela Berluscona. Ma guarda un po'. Mamma mia, ragazzi, che c'è il prossimo, mi dice impiastragnene, vabbè, però Berlusconagnene era carino, sì, non era male, la signora c'ha il marito che gliela Berluscona, alla fine ha capito il senso, brava, andiamo da un'altra, Sì, signora, buongiorno. Sono aspirapolvere. Chi? Aspirapolvere. Sì. No, me l'hanno scritto male, ma così. Aspirapolvere. Pronto? Sì, pronto, signora, come sta? Tutto bene? Io non tanto. Signora? Sì, io sento. A chi parla? A chi parla? Io parlo a lei. A chi? A lei. Volevo dire, senta, gliene vorrei aspirapolvere bananare. Ecco, sono a bananagnene. Ecco, torniamo a bomba. Sono a bananagnene, signora. Mi chiamo a bananagnene. Banana? Banana? No, a bananagnene. Nini. No. Va bene, allora con chi vuole il signore parlare? Senta, io gliene vorrei abbananare, è possibile? No. Perché? Perché? Non ci sta. Come non ci sto? Cosa ha capito? Ma ha capito qualcosa di male, invece no, gliene vorrei proprio abbananare, abbananare così. Bananare? Cioè? Oh, no. Lei ha fatto così, ha pensato alla banana, giusto? Sì. E pensare alla banana subito le ha fatto venire in mente una certa cosa. È vero? Sì. Ecco, io gliene abbanano. Capito. E lei se lo fa abbananare. Qualcosa lui è sbagliato. In questo lui ha sbagliato, no, io ho detto giusto, io te la banana a te e tu me la banana a me, insomma ci sei banana. Va bene, mi dispiace, però non c'è tempo per parlare. Però adesso. io a una signora così esotica, perché lei è esotica, giusto? No. Non è esotica? No. Lei è italiana pura? Non è italiana. Non è italiana. Sono straniera. Appunto, quindi è esotica. Tutto quello che viene da fuori è sono tutti esotici, ho capito. Sì, esotici, brava. Ho capito, va bene. E quando sono grossi sono esoticoni. Sì. Va bene, comunque buona giornata. Allora vengo ad abbananagne, Sì, no, davvero. Va bene, allora comunque buona giornata, buon pomeriggio e buona serata. Ci sta banana fra poco, vengo lì e sarà meraviglioso, stia tranquilla che non se ne pentirà.
Va bene, va bene. Io abbanano, tu abbanani, egli abbanana, noi abbananiamo, voi abbanate, essi? Va bene, allora, arrivederci. Allora, a tra poco. Sì, Va bene? Va bene. Si prepari, Ciao. Ciao. Questa qui, secondo me, se io vado lì, secondo me, ma aspirapolvere, ma io non so, ragazzi, ma che idee vi vengano, Vai, facciamo un altro. No, è proprio, si gioca proprio sulla buffezza, si può dire la buffezza, però questa, pur essendo straniera, ha capito il senso, ha capito, sì, sulla buffezza si può dire buffezza, sulla ridicolezza di questi termini, a lasagna, anche a lasagna, si può fare, sì, si può fare, a lasagna, sì, certo, può fare anche a altre cose, si può usare roba da mangiare, sì, no, non c'è, a lasagna, Ragazzi, quando si va su queste cose, la fantasia di Toscano è immensa, sì. Ora si prova con a lasagna, Via, su, venite, donne, c'è l'orzaiolo. Anche questa è una cosa, non so se da voi capita, si fa, forse è roba un po' vecchia, quando uno c'ha l'orzaiolo e suona il campanello a qualcuno, no? Dice chi è? È l'orzaiolo! Così gli passa a quell'altra persona. Davvero? No, è una cosa che si faceva forse a Firenze. Sì, ora l'orzaiolo non ce l'ha più nessuno. Ora insomma, queste cose sono superate. L'orzaiolo, che poi sia l'orzaiolo, ora con l'HIV o nulla. Dunque, via, forza, abbiamo fatto un altro numero. Siamo sempre sulla lasagna, sì, perché poi, sì, pronto signora, buongiorno, sono a lasagna, vedi che lo sapevo, a lasagna, Chi è? a lasagna, niene vorrei a lasagnare, quindi posso venire a lasagnane, Non ci sta nessuno qua. Come non ci sta nessuno qua? Lei è una persona? È una persona. È un essere umano, là, insomma, voglio dire, e quindi esiste lei, no? Quindi, sono sola. Signora, non dica che non ci sta nessuno, perché è brutto dire che non c'è nessuno, è come annullare la propria persona e personalità. Senta, signora, io vengo lì e gnena lasagno. Le va bene? A lasagna? Sì. E chi è sta lasagna? Non so. Se penso io, gnena lasagno tutta per bene. Sa, io mi chiamo lasagna, gnene. Che devo venire a lasagnane? A me non mi serve niente. Venga a lasagnane, sono a lasagnane. Non mi serve niente. No, ma di lasagna gratis, per carità di Dio, niena lasagno gratis, signora. No, nemmeno mi serve niente. No, ma signora, ma vuol mettere a quest'ora, una bella lasagna, ma scherzi davvero. Vengo subito, mi aspetti. Chi è lei? A lasagnane. Povera donna Nini, passiamo alla prossima, sì, passiamo alla prossima e vediamo di fare un numero, sì, alla lasagna, questa poi era velina perché gna era più gna di altre, ecco, dunque vediamo a Baccella gliene, sì, vabbè, d'accordo, prendiamo anche a Baccella gliene, voi siete forti. Dunque, allora, a Baccella, gliene. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Sono a Baccella, gliene. Ma chi cerca? Lilia? Sì. Lei, ecco, sono a Baccella, dico, non lo so chi. No, dovrei venire lì a Baccellagliene. Gliene deve baccellare, insomma. Ma che dice? Che sto bevuto?
No, ma mi diverto. Ah, ti diverti? Sì, Allora va molto. bene. No, l'importante è divertirsi anche insieme, no? Ecco, quindi io gliene abbaccello. Le va bene? Va bene. D'accordo, quando posso venire a baccellagliene? Ma che dice? Gliela Ma baccel- parli bene, perché così proprio non No. la capisco. Dunque, ascolti, mi chiamo Abbaccellagliene. E a Baccella, chi è? Aspetti, Abbaccellagliene. Vabbè, ma io non la conosco, E però. appunto, io voglio farmi conoscere nel modo migliore. Io vengo lì e gliela baccello. Va bene, arrivederci. Si vedrà che gliela ma va, ha detto ma va. E che cosa ma va? Cosa? Che cosa ma va? Cosa che? Vabbè. Ma guarda, a volte ci sono delle persone. È vero, mamma mia, che... Aspetta, questa qui. Cambiamo anche parola, sì, no. Infinito, ce n'è all'infinito, non vi preoccupate, ce n'è all'infinito, sì. E poi è diventata una cosa spontanea, che io non ve l'ho richieste, vero? Approda Nenè, no, perché ho fatto a Berlusconi, Nenè, però avevo fatto anche a Fassina, Nenè, va, vediamo se risponde qualcuno, ma... Sembra proprio di no, quindi Risponde alla segreteria. no, alla segreteria come si fa a baccellargliene, roba di genere, vero? È un po' difficile, vero? Difficoltoso, direi, ma andiamo a questa qui e facciamo anche questo numero qui, sì, proprio spontanea, nessuno va richiesto i termini, ma arrivano così, sì. Vediamo un po'. Appuntellagliene. Ma appuntellagliene. Sì, appuntellagliene. Lo so, poi non c'è più tempo, bisogna chiudere. Sì. Sì. No, via, non c'è qui. Appuntellagliene. Devo rimanere sulla puntella, questa qui, anche se ormai mi manca meno di un minuto al termine della prima parte, però insomma è una cosa che potremo sviluppare anche in seguito, sì. È inesistente. No, come inesistente, mi sa che siamo veramente agli sgoccioli, a forza di appunto a berlusconare eccetera, e mi sgocciolo ogni cosa, lo so, che tu vuoi fare? Ecco, no, non c'è più tempo, c'ho 10 secondi, meno di 10 secondi. Com'era? Appuntellagliene. Pronto? Signora, gliene dà appuntellagliene, gliene appuntello, gliene dà gliene appuntello, signora, dopo! Sì, pronto, buongiorno. Sì? Senta, vorrei parlare con Isidoro. Lei chi è? Sono Melampo. Sarebbe? Melampo. Melampo cos'è? Cos'è Melampo? Melampo è il mio nome. Sì, vabbè, no, ma di che cosa si tratta? Perché? No, perché mio marito in questo momento non c'è. Non c'è, lei è la moglie? Sì. No, allora lo dico a lei, non c'è nessun problema. No, non si preoccupi, niente di grave, no. È che, siccome da tanto tempo non ci vedevamo, io e Isidoro, ecco, volevo in qualche modo, siccome ora sono in zona, così incontrarlo e passare con lui qualche momento, così, per ricordare i vecchi tempi, no? Come? Non so, mio marito mi ha parlato Sì, di lei. lo so, ci credo, io ero il tenutario. Cos'è? Ero il tenutario io. E io stavo anche lì alla cassa spesso. Sento, mi sa che lei è sbagliato, ma ha sbagliato... No, signora, lui veniva a trovarci così di tanto in tanto, poi io ho chiuso tutto da tempo, era una casa d'appuntamenti, signora. Scusa, per sapere, questa casa appuntamenti dove sta? Dove
lui sta lì in zona, io purtroppo poi ho dovuto chiudere perché me la scoprirono e sono andato via, adesso però ne voglio riaprire un'altra e volevo sentire se lui poteva darmi una mano, così anche avanza tempo, no? Tanto guarda, è un'attività molto redditizia, l'importante è non farsi scoprire, avere magari le conoscenze giuste, non c'è nessun problema, no? Mio marito non mi ha mai parlato né di lei. Ci credo, scusi, ma la moglie mica si parla di casini, scusi se gliene dico, siccome appunto sto anche reperendo delle signore o signorine che possano insomma intervenire anche part-time, no? Lei come è messa? Ma perché non se ne va a quel paese? No, come è messa nel tempo, cioè a tempo? No, non ho tempo né di sentirle, ma che viene mio marito le faccio sentire pure lui. Me lo faccia sentire perché io faccio sentire è tanto che non lo modo. sento, ma che bravo uomo, guardi, lui no, quando veniva era un signore, Sì, guarda, non dico altro, era un vero signore. Come? Va bene, va bene. Vabbè, ma scusi signora, le offro un lavoro. Ah sì, e che faceva, scusa, mio marito lì? No, lui non lavorava, lui insomma, come dire, consumava, ma cioè, era un cliente, invece a lei offro proprio questo lavoro. Sì, ma va. E pensi che bello, signora, sarebbe se suo marito per venire con lei dovesse pagare. Tempo con lei, proprio, se trovasse questo cliente che poi è il suo marito che ha pagato per venire con lei, ma è una soddisfazione, signora, guardi, suonare al matrimonio di chi ti ha detto o me o la musica, 80 euro al mese. No, non ha prezzo, signora. Come? Ah mio Dio. Certo, effettivamente, la signora, c'è, vero? Oh, guarda, ho trovato proprio lui. Oh no, proprio lui? Il camerlengo? Il camerlengo? Davvero, il camerlengo? Trovate il camerlengo? Camerlengo? Sì, Ladislao. Uno che si chiama Ladislao, si chiama così, Ladislao. Un nome veramente affascinante, Ladislao. Chi parla? Sì, pronto, buongiorno. Senta, vorrei parlare con Ladislao. Ma lei chi è? Sono Ladisquao. Chi parla? Ladisquao. Ma come si permette di disturbare le persone a casa? Ma come a casa? Lui si chiama Ladislao, io mi chiamo Lei è un Ladisquao. maleducato, chi è lei? Ladisquao. Ma vada a riposare in pace. Vada lei a riposare in pace, ma avevo capito io. Ma scusi, uno si chiama Ladislao e uno non può chiamarsi Ladisquao? Non ho capito, cioè, voglio dire, ma che sistema è questo? Non ho detto niente, lo voglio richiamare, forse Ladislao è morto. Immagino che forse, ma comunque la voglio richiamare perché... Pronto? Perché io non ho detto niente di male, signora. Io ho detto solamente, voglio parlare con Ladislao e io sono Ladisquao. Che cosa c'è di male? No, ma io voglio sapere chi è lei che si permette di disturbare le persone a casa. Ma io non disturbo, ho solamente detto, sono Ladisquao. Voglio sapere il suo nome e cognome perché io la querelo. Mi quereli, sono Ladisquao. Oh, io ho mio marito che sta grave e lei si permette di fare questi sta grave, scherzi. signora, io non lo sapevo. E lei come si permette io di come faccio a disturbare sapere le persone? cose? Ma signora, ma poco mi fa sta grave anche me. Scusi, con queste cose, con queste urla. Io capisco che il suo marito stia grave, per forza. Signora, la salutero, arrivederci, ma c'hai furori e stai... per forza, ma scusa, io non ho detto, Ladisquao, cioè, non ho detto niente di compromettente, niente di male, c'aveva il dente avvelenato, il dente aguzzo, lasciamola stare, se il marito sta grave, per carità di Dio, però posso capire il perché sta grave, perché con una moglie così non puoi stare che è grave. Andiamo avanti, via, su, forza, dai, su, dai. Ma scusa, io non capisco, avessi detto delle cose, come a volte dico, a volte anche pesantino, per carità, questa volta, niente. Andiamo avanti, sì. Afficagnene, no ragazzi, ma questo è troppo semplice. Sculaccianguiglia, se l'ha già detta. Scusa.
A Tartufa gliene. No, intanto me ne leggo alcuni. A San Casciano in Val di Pesagnene. Ah, questa è carina. A San Casciano in Val di Pesagnene. Sì, vabbè, qui c'è nessuno, si è capito. Quindi si va dato, è chiaro, per forza. A San Casciano in Val di Pesagnene. Oddio mio. Sì, beh, vabbè, facciamo questo. Sì. Sì. Ci sono dei posti in Italia che si prestano moltissimo, A San Casciano in Val di Pesagnene, a San Giorgio a Colona, Colona gliene. No, per dire, qui, oppure più semplice, a Pistoia gliene, a Massa Carrara gliene. Ma non è il momento di fare queste cose, Andiamo da un'altra signora, un'altra persona, insomma, vediamo di fare qualche cosa di più a ruota libera. Sì, mi dispiace per Ladislao, ha sposato la donna sbagliata. Dunque, forza, facciamo questo. Sì, che tu ci vuoi fare? Ma so. Pronto? Emma? Sì? Sì, Emma, sono Iala. Chi? Iala? Boh, e chi è? Emma, Iala, sono Iala. Emma, Iala. Iala chi è? Io sono Iala. Non ti ricordi di me, Emma? Iala. Iala. No. No, non mi ricordo. Non ti ricordi? No. Ma peccato, perché io mi ricordo molto bene, sai? E dimmi. Iala, ti ricordi che eravamo sempre insieme, no? E cioè praticamente un po' di anni fa, una volta Iala Emma, una volta Emma Iala, si mettevano sempre insieme anche a scuola di banco. No, allora sta sbagliando. Non sei stata a scuola? No. Mai? Qua no. Come qua no? Al paese Al paese tuo, infatti, al paese nostro, che io diceva la maestra sei? diceva sempre Emma Iala, sì, buone, non parlate fra voi, Emma Iala, smettetela, diceva sempre così la maestra, non ti ricordi? Emma Iala. Ma tu dove sei? Dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Del tuo stesso paesello, torna al tuo paesello che è tanto bello, Emma Iala, diceva sempre la maestra. Boh. Io non mi ricordo. Che noi si parlava sempre insieme, no? Ma da dove stai parlando? Dal telefono. Sì, ho capito, ma da che paese? Da che paese? Ora io sono lontano, purtroppo non sono più al paesello, adesso vivo in Francia. Vivo in Francia. Sì, vivo in Francia. E forse ti sbagli con un'altra Emma. No, Emma, mi ricordo il tuo numero, sì, ho detto, sentiamo la vecchia Emma, cioè vecchia perché siamo vecchi, ormai sono vecchia anch'io, purtroppo abbiamo la stessa età, e mi ricordo sempre quando la maestra si faceva Emma, Iala, zitte, Emma, Iala, zitte, Emma, Iala, zitte. Ho capito. Ma noi non si stava mai zitte, e la maestra ci faceva Emma, Iala. Avessi mai detto Iala, Emma, sempre Emma Iala, diceva. Va bene, ma non sono io. Non è lei? No. Non sei tu? No, non sono io. No, ma dai. No, non sono io. Ma sì, ma dai. Ma dove andavamo a scuola? Andavamo alla scuola, come si chiamava quella scuola? Non mi ricordo il nome della scuola, però in via, come si chiamava il nome della via? Quella strada, non tanto lontano dalla chiesa, non lo so. Non ti ricordi? No. La chiesa, no? No. Io al paesello non ci sono stata mai. Non ci sei mai stata al paesello? No. Che è tanto bello? No. E dove le fatte le scuole? Al paesello le fatte, come me. Vabbè, appunto, è quella maestra che diceva Lemma Iala. Cioè, ma scusa, il tuo numero chi te l'ha dato? Chi me l'ha dato? Ho fatto una ricerca internazionale, ora abito qua, in Francia. In Francia? Sì, in Francia. Hai capito? Purtroppo. Senti, quanti anni c'hai tu adesso? Esattamente quanti te, cioè uno più uno meno, insomma siamo lì, siamo della stessa età purtroppo. Ma che cos'è? Qualche presa in giro? No, ci mancherebbe, perché sono un po' l'aereo francese, sai? Bon. Bon, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis?
Senta, guarda, io non ti conosco. No? No. No, ma invece se è qualche altra Emma va no, bene, Emma non sono io. No, io non sono qualche altra Iala, tu sei quella Emma e io sono quella Iala. No. Sì, ti dico Emma Iala, ma non ti ricordi la maestra? No, non mi ricordo niente. Una volta si proprio. arrabbiò parecchio, tirava il righello sulla cattedra e faceva tu, Emma Iala. No, mi dispiace signora, ma non sono io. Un giorno noi si stava buone, non si diceva nulla, tranquille, e lei cominciò a dire Emma Iala. E poi si capì che non era che ce l'avesse con noi, no, il suo fidanzato l'aveva lasciata, e allora era molto incazzata, Emma Iala, perché un po' era toscana, ti ricordi la toscana, la nostra maestra? No. Sì, Bartolini la si chiamava, Bartolini, era toscana, Bartolini, guarda, la maestra che Bartolini. Non sono io, signora. Ti ricordi della maestra Bartolini? Signora, non sono io. Ma come non sei te? Ven via, dai. No, non sono io, mi dispiace. Ora io sto a Marsiglia. Ce ne sono tante di Emma. Io sto a Marsiglia ora. A Marsiglia. Vabbè. Sai, a Marsiglia niente. A Marsiglia niente. No, voglio dire, appunto, capito? Io mi lavo sempre il sapone di Marsiglia. Puzzolente, quanti i diavoli, un po' di più. Capito? La devo lasciare perché sennò qua mi si scuoce pure la pasta. Non ti si squaglia nulla, si sta tranquillo, ormai è tutto squagliato. Volevo dire, quella maestra quella volta arrivò, le maiala, e non ce l'aveva con noi, poverina, il suo fidanzato l'aveva lasciata. Le maiala, poi sono incinta, bellissima. Oddio, Emma, non si ricordava della sua amica Iala, lo sa com'è, può capitare, no? Anzi capita frequente di non ricordarsi dei vecchi compagni di scuola, ma dimenticarsi anche della maestra Bartolini, la maestra Bartolini non si dimentica, Toscana, vero? Va bene, d'accordo, via, andiamo, mamma mia ragazzi, che roba, gente c'è nel mondo, vero? Vabbè, insomma, tutti oggi mi pare così di essere molto toscano, molto, questo è il maiale, a Marsiglia gliene, sì, no, per dire, a Pupparuola gliene, anche a Pupparuola gliene non è male, a Pupparuola, oppure Pronto? Sì, pronto. Chi è? Signora. Chi è? Io la sento molto giù di corda. Difatti, chi è che mi parla? Lo so, come disse anche l'impiccato, lui la tirò perché era troppo giù e si tirò su però purtroppo. Senta, no, volevo dire, corda sta per cuore, no? Nel senso di, cos'è successo? C'è qualcosa che non va, signora? Non sto bene, chi parla, scusi? Cioè, non sta bene? Io non sto bene. Lo so. Signora, si faccia coraggio. Il coraggio, dice, è la virtù dei forti. Sì. E anche nella malattia, anche nel non star bene, signora, c'è chi riesce a essere forte. La forza non è la forza fisica, non è la forza bruta, la forza è quella interiore che ci porta a essere superiori anche al dolore, anche al male, anche alle disperazioni giornaliere. Capisce? Sì. Ascolti queste parole, signora, sono proprio per lei, solo per lei. Ma chi parla, scusi? Chi è lei? Io sono la voce che incute forza e coraggio a chi ne ha bisogno. Grazie, ne ho tanto bisogno. Esatto, brava signora. Vedo che ha capito, non importa sapere chi o sapere chi è o non è. L'importante è ascoltare questa voce, questi consigli. Questo bisogno è un bisogno che non si deve chiedere, cioè non va chiesto niente ad altri, va chiesto a se stessi. Lei a se stessa deve chiedere forza. Molta forza, il coraggio di andare avanti e di superare, non avanti, sopra a quello che è il male, sopra a quello che è il dolore, lo star male, il disperarsi. Se lei ci passa sopra, naviga sopra, vola sopra tutto questo, lei vede l'azzurro sopra le nuvole, capisce? Scusi, ma chi le ha dato il mio numero? Lei non si preoccupi, io potrei essere un angelo. E sto parlandole e le sto dicendo una cosa di cui lei deve fare tesoro. Da qui in poi. La ringrazio tanto. Da qui in poi, signora. Grazie. Voli più in alto, sopra,
il dolore. Io ho tanto coraggio. Brava. Mi mancano un po' le forze. Le forze le trova dentro, le forze non sono quelle fisiche. Anche quelle. Poi arriveranno anche quelle se lei si convince, perché lei può pilotare le sue forze. Con la forza interiore riuscirà a trovare anche qualche forza fisica. Non mangio più quasi niente. Ecco, è quello che mi rende questo è un problema. Allora, la forza interiore le dice di mangiare. Le dice di mangiare perché nutrirsi è natura, è naturale. Non nutrirsi non è naturale. Seguire la natura, sempre. È lo stomaco che non vuole più lavorare. Bene, allora lei non faccia così, lo stomaco non lo deve licenziare, lo stomaco deve lavorare se vuole il suo stipendio mensile, e lo stipendio mensile è il mangiare ed è lo star bene da parte sua. Quindi lei faccia lavorare lo stomaco, lei è la padrona del suo stomaco, capisce? Lei è la padrona del suo stomaco, lei lo deve far lavorare, capisce? Non lo butti fuori, non lo escluda dal suo organismo, lo stomaco deve lavorare, lo faccia lavorare, signora. Lei è la padrona di se stessa e del suo stomaco. Sì, grazie. Va bene, mi raccomando. Tanto. Ricordi queste parole e sorrida ogni tanto. Grazie. Va bene? Buongiorno. Buongiorno. Lo so che non sono un angelo, lo so che sono un diavolaccio che piglia per il culo la gente, ma in certi casi, se vogliamo, chiunque può diventare, a chiunque possono spuntare le alette. Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete